Oggi invece parliamo, come abbiamo detto, di Zen e bambù. Zen e bambù li conoscete probabilmente da un po' di tempo. Qui abbiamo le nostre splendide piastrelle che sono contenute nei nostri zaini. Vi ricordo sempre che se volete lo zaino, anche quello lo trovate in vendita online. E Zen e bambù ovviamente sono dentro nei nostri cataloghi che dovreste conoscere. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo un racconto per quelli che magari non hanno mai applicato fino ad oggi bambù e Zen. Quindi cominciamo dall'inizio. Partiamo da Paolo, che ci fa vedere come si applica la prima mano, quindi quella di istinto, e come andiamo a disegnarlo. Oggi vi abbiamo preparato, per aumentare la vostra comprensione, 3 pannelli di Zen e 2 di bambù. Perché 3 pannelli di Zen? Perché Zen si può applicare in 3 modi diversi, in 3000 modi diversi. Vi ricordo sempre che voi non amate le regole. Ma qua oggi vi facciamo vedere qualcosa. Quindi ci sono 3 modi diversi. Va bene, verticale e orizzontale, ma questo non ci interessa. Ma poi si può fare vedere più grossolano, quindi che vediamo il disegno molto evidente, magari se ci piace che sia un po' ruvido, più liscio, quindi lo andremo a tirare, e poi un modo ancora più carino, che non l'avete mai visto, e che è il terzo pannello che vi faremo vedere. Quindi Paolo, cominciamo dal number one. Ok, allora innanzitutto buonasera a tutti. A questo punto parto con la lavorazione. Ovviamente tutto parte sempre dal nostro primus naturale, dato il rullo a pelo corto. Dopodiché ogni parete vuole la sua preparazione, quindi io dico sempre, in quel caso siete voi i tecnici della parete per valutare se in quel caso va data una preparazione. Quindi noi partiamo sempre dal primus naturale, dopodiché spatola Giorgio Graesan di istinto con questa dentatura che ti permette di creare lo spessore giusto e poi di togliere la dentatura utilizzando questa parte stondata. Quindi fino a qui fondamentalmente non cambia assolutamente nulla. In questo caso applicherò Zen dall'alto verso il basso, quindi sicuramente vi viene anche comodo stenderlo in questo modo. Faccio scorrere la spatola, lei stessa in automatico mi darà la quantità giusta che serve nella parete e quindi andrò a fare questo lavoro sulla mia parete. Ok, quindi prendo il prodotto in questo modo. Quindi faccio correre la spatola, quindi lascio proprio seguire, mi lascio seguire proprio il movimento della spatola, e una volta che ho fatto all'incirca 2-3 metri quadri pianifico il tutto e posso già iniziare a disegnare con il tappetino erboso. Fatto questo, parte stondata, vado a... Prego. Qui che abbiamo tutto rigato, perché abbiamo lasciato il segno e la quantità, perché la spatola dice esattamente quanto materiale ci va, e poi dopo tu lisci con la parte liscia della spatola. Yes. E qui si vede. Anche qui vado con tutta l'estensione del braccio, queste righe di stesura scompaiono.
Ok. Poi tappetino erboso. Qua ovviamente una delle cose sicuramente da fare è cercare di andare dritti, quindi non avere la fretta di creare immediatamente la tramatura, ma di accompagnare il movimento in modo tale che si riesce a creare una tramatura dritta, soprattutto inclinando il tappetino erboso vengono fuori delle eccedenze che noi dopo andremo a far cadere. Ovviamente prima di fare questo lavoro dovremmo aspettare l'appassimento del materiale. Quindi ho tutto il tempo di stendere, cioè di tramare con questo tappetino erboso, quindi io vado quasi a farlo appoggiare quasi del tutto con una leggera inclinazione, diciamo che porto il materiale all'infuori creando questi ricciolini che dopo faremo cadere. Poi in quella fase di lavoro ci arriveremo più tardi. Quindi prendo movimenti non veloci e si riesce ad avere una linea dritta. Poi è comunque un lavoro artigianale, quindi sicuramente se c'è qualche zona che magari rimanga leggermente un po' storta fa parte del lavoro, è chiaro, non completamente storta. Comunque vi ripeto, il modo per poter andare dritti è seguire ovviamente il tappetino erboso, farlo camminare piano in modo tale da rimanere con la tramatura dritta. Fatto il mio pezzo, vado avanti, stendo nuovamente il materiale e continuo a fare questo lavoro sulla mia parete. Poi ovviamente dovremmo, come vi dicevo, aspettare che il prodotto perda completamente l'acqua, che diventi completamente opaco e a quel punto potremmo poi creare questo effetto chiamato zen a spessore. Come diceva Giorgio, rimarrà un po' più rustico proprio perché non verrà schiacciato. Quindi andando avanti col lavoro, che cosa faccio in modo semplice? Stendo nuovamente il materiale, mi faccio il mio fascione e poi me lo vado a tramare. Movimenti leggeri, cioè non leggeri, sempre fare pressione ma accompagnarli in modo tale da poter rimanere in questa stesura dritta. Altra cosa molto importante ovviamente è qual è? Il prodotto in questo caso è morbidissimo, quindi non possiamo farvi vedere adesso l'effetto finale. Quando vi faremo vedere l'effetto finale? Quando istinto avrà quell'aspetto opaco, ma soprattutto la prova del 9 è sempre il touch. Cioè quando io tocco la parete, vedo che questo materiale rimane duro, quando passo la mano sento proprio lo sbriciolio del materiale, quello è il momento che il prodotto ti sta chiamando. Sono connesso? Perfetto. Praticamente quando diventa duro bisogna toccarlo. Esatto. Ok. Quindi questo ricciolino è carino, no? Qui l'abbiamo dato abbondante, Paolo l'ha schiacciato abbastanza e qui abbiamo il disegno in rilievo. Vi ho detto, questo è l'esempio dello zen a rilievo. Prima di andarlo a finire con gioia, andremo a togliere questi puntini quando sarà duro, giusto? Perfetto, adesso vi facciamo vedere un'applicazione intermedia, quindi non così grossolana, perché poi la andremo a schiacciare, la faremo diventare piuttosto liscia e ce lo fa vedere Andrea. Buonasera a tutti. Allora, qui noi proponiamo 3 effetti diversi, però sostanzialmente la base di partenza rimane sempre la stessa. Rasatura. Ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare, perché noi adesso qui lavoriamo su una pannellatura piccolina, andremo a seguire una tramatura verticale. Potete tranquillamente stendere il prodotto a fasce, se siete a 2,70 m, 3,10 m, creare la rasatura fino in cima alla parete e poi andare tranquillamente a creare la tramatura. Dimenticatevi i problemi di sovrapposizioni.
proprio perché abbiamo dei tempi di lavorazione talmente lunghi che il prodotto vi permetterà la piena lavorabilità. Se lavoreremo orizzontalmente, in questo caso possiamo creare la stesura orizzontalmente per tutta la parete, sempre a fasce, creare la tramatura e proseguire direttamente con la lavorazione. Spatola dentata, anche in questo caso, vedete perché è fondamentale l'utilizzo di questa spatola, semplicemente perché vi fa autolivellare il prodotto. Utilizzando una spatola completamente piatta lo potete fare, ma lì dovete essere bravi voi a utilizzare il giusto carico di materiale. Qui calcolate che il consumo va dal 1,5 kg a 2 kg a seconda della lavorazione. Quindi in questo caso vi permetterà di dare il giusto carico su tutta quanta la nostra superficie. Prodotto morbidissimo, piacevole da stendere. Carico uniforme su tutta quanta la nostra superficie. Non vi preoccupatevi di piccoli difetti, perché questo primo passaggio non deve essere una rasatura perfetta, serve semplicemente per andare a creare il giusto spessore necessario per ottenere poi il disegno finale. Spatola quasi di piatto ed andremo a eliminare la nostra dentatura. Stesso identico passaggio che è stato fatto anche precedentemente da Paolo. Il nostro prato erboso. Lavoreremo non con il tampone completamente piatto, ma leggermente sollevato, e qui potete decidere se andare a creare un'unica tirata dall'alto al basso. Faccio notare un particolare: pian piano che lavorerete il tampone tende un po' ad impastarsi, quindi è importante scaricarlo per evitare quei cumuli di prodotto eccessivo. Lo si sbatte leggermente nel secchio e al 90% il prodotto vi si stacca. Se avete delle superfici anche un po' più alte, potete tranquillamente lavorarlo a pezzi, perché tanto la tramatura del tampone andrà sempre a ripetere il nostro movimento. Eventuali correzioni sono sempre possibili. Vedete, tutto il prodotto in eccesso verrà sempre asportato. Tempi lunghi di lavorazione, cosa vi permettono? Stiamo lavorando in parete, ci allontaniamo e qui possiamo vedere se siamo andati un po' storti, se dobbiamo fare delle correzioni, e andiamo sempre a correggersi il nostro prodotto. Quando pensate che la vostra lavorazione è sufficiente, proseguiremo con gli altri metri che abbiamo a disposizione della parete. Allora, io ho qui qualche domandina. Ivan dice che ha fatto il soffitto con vele e luci a LED. Beh, questo è impegnativo, bravo.
E consigli per fare Zen su soffitto, non lo so, te lo fai raccontare a qualche tuo collega, perché noi sui soffitti non lavoriamo. Però diciamo che Andrea e Paolo ti hanno fatto vedere un po' come fare anche a rimediare se non sei andato dritto. Sergio consiglia di avere più tappetini, è un vantaggio perché senza lavarli tu te la cavi bene. Qui dice, conviene lasciare l'ultima parte, Antonio, conviene lasciare l'ultima parte zigrinata per continuare la parete o lasciarla sempre liscia? Io non ho capito, tu cosa hai capito? Ah, l'aggiunta, facciamo l'aggiunta, certo, in modo che non si vede, però, come ha detto Andrea, fai un passo indietro, puoi sempre dare un ritocco. Qui c'è un'altra domanda di Marco. È consigliabile inumidire il tampone erboso o meglio usarlo asciutto? Noi lo usiamo asciutto. Asciutto, al limite se va una essiccazione inumidiamo con la parete. Se mai diventa duro troppo in fretta, lui dice diamogli un po' d'acqua. Arturo ti invita in Sicilia, va bene, questo. E Francesco Marsili ci fa i complimenti per i primi piani, quindi bravo Spielberg. Allora, lo spruzzino, mi dice Stefano, sì, lo spruzzino ce l'abbiamo sia online che attraverso i nostri rivenditori. Tu puoi sempre chiedere al tuo agente di zona che sicuramente ti può aiutare. Per qualsiasi cosa voi potete andare sul sito, cliccate, trovate il vostro agente di zona e avete tutte le risposte. Se avete dubbi ricordatevi sempre, questo è il nostro centro di assistenza digitale, chiamateci tranquillamente e c'è un numero ben preciso, qui mi danno il solito bigliettino, lo sapete già, noi vi rispondiamo e vi possiamo fare anche delle videochiamate per interfacciare. Allora, con la intensità 1 bisogna mettere un po' di addensante, Lilian, perché se no diventa un po' troppo molle, ti cala. Allora, istinto, prima di essere lavorato, va sempre miscelato il giorno prima? Direi di sì, e di aiuto, si raddensa, però poi dipende, se hai proprio fretta puoi anche cavartela bene. Lorenzo mi chiede quale sarà la differenza tra spatola stucchi e marmorino. Ci vediamo venerdì sera prossimo. Bene, allora, mi dice che siamo andati sul sito ad acquistare lo spruzzino, ma non c'è. Va bene, prendiamo nota e andiamo a controllare e rimediamo. Oh, benissimo. Poi, allora, andiamo un attimino avanti. Adesso ecco, applicazione nuova di oggi, ok? Lo stesso Zen, lo stesso sistema, ma qui facciamo una lavorazione molto sottile, molto elegante, una piccola chicca, secondo me vi piacerà molto. Ve lo fa vedere Paolo. Allora, solito discorso, primus naturale come fondo, ripeto sempre la fase preparativa è sempre la vostra, siete voi che state guardando la parete, siete voi che dovete capire che preparazione nel caso dare alla parete. Dopodiché, primus dato a rullo, qui non cambia assolutamente nulla a livello di stesura, quindi vedrete ripetere esattamente gli stessi movimenti, quindi con la spatola dentata vado a stendere il prodotto. Io per esempio mi trovo molto bene quando faccio questa versione di Zen a stendere il prodotto già a fasce. Anche una volta che stendo anche qui, faccio un mio fascione di 2-3 metri quadri, lascio proprio scorrere il prodotto, guardate come si lascia andare bene. Per esempio io, rispondendo alla domanda che ti hanno fatto prima di miscelare il prodotto, in questo caso il bianco non l'abbiamo miscelato, lo stiamo già utilizzando, quindi pronto all'uso. Nel caso lo colorate, sicuramente il 24 ore di riposo fanno più che bene. Adesso finisco il mio pezzo.
e anche qui, una volta che hai finito, parte stondata e vado a togliere la dentatura formatasi con la spatola. Ok, una volta tolta, qui diciamo che il trucco per poter realizzare questo zen fine sta nella pressione del tappetino erboso. Quindi mentre prima prendevo e facevo pressione o addirittura lo inclinavo proprio per tirar fuori la profondità del prodotto, io qua lo appoggio e sto leggero, leggero, leggero. Cerco ovviamente di andare dritto, che è la cosa sicuramente più importante, e a questo punto, stando così leggero, si forma una leggerissima tramatura e soprattutto si formano anche questi spazi dove non c'è questa tramatura, che renderà il prodotto molto più fine, molto bello al tatto, mantenendo poi comunque sempre la caratteristica di uno zen, e sicuramente risulterà un effetto nuovo da proporre, quindi un'aggiunta in più nel bagaglio di istinto che voi avete. Poi nulla è a caso, segui il tuo istinto. Piano, accompagno il mio movimento in modo molto leggero, quindi cerco proprio di non fare la pressione, ma di far camminare il tappetino erboso. Il tempo per lavorare c'è, soprattutto perché oggi entriamo proprio in queste tempistiche invernali che sicuramente allungheranno i tempi di asciugatura, permettendovi proprio di lavorare sicuramente molto molto comodi. Io continuo a fare questo mio disegno, come vedete, leggero, leggero, leggero. E poi un'altra cosa che stavo dimenticando di dirvi: quando vedete che tende un po' a impassarsi di materiale, lo pulite e ritornate nuovamente a fare questo lavoro piano piano piano. Praticamente il tappetino sta lavorando di piatto sulla parete. Ripeto, la malizia è ovviamente andare dritti. Il modo sicuramente per poter procedere dritto è quello di andare piano, non di andare veloce. Sicuramente avete maggior controllo. Tac. E ovviamente lo finisco da questa parte. Yes. Ok. Allora, io voglio fare vedere, no? Qui ci sono degli spazi che sono vuoti, dove non avendo fatto pressione restano vuoti. E questo dà l'idea di un fil posé un po' aperto, molto molto bello. Ma soprattutto quando noi andremo a lisciare, qui diventerà completamente liscio, quindi sarà una specie di pietra levigata zennata. Qui diciamo un gioco di parole. Quindi diventa una parete quasi completamente liscia, quindi totalmente non sentiamo più nessuna ruvidità, perché il lato un po' negativo dello zen è quando senti quella ruvidità. Se ti piace, ci sono dei casi in cui piace, lo facciamo e vi abbiamo fatto vedere. Se non ti piace, qui c'è il sistema per tirare la parete quasi liscia, ma con dentro il nostro disegno. Poi lo vediamo da asciutto e soprattutto lo vediamo finito. Dobbiamo anche qui da aspettare. Anche qui aspettiamo, ma andiamo a rispondere a qualche domanda, perché Rosario mi dice: se volessimo applicare istinto su fili di seta, c'è una preparazione specifica? Assolutamente no, puoi andare direttamente con Primus. L'unico problema è che, siccome fili di seta è un po' ruvido, non so se con una mano sola
lo copri con istinto? Io penso di sì, noi non l'abbiamo ancora provato. Walter dice che su pareti rasate asciuga subito istinto anche con il primus e conviene trattarlo subito. Beh, lì dipende, è una variabile, no? Temperatura, lavorazione, quindi certo. Poi Giuseppe Agnone dice che l'ha già fatto così sottile e diventa molto fine e molto bello. Anche a me piace molto. Antonio è rimasto eccitato e Cosmin dice che qualche volta trova istinto troppo liquido. Allora, intanto istinto è un prodotto naturale, quindi non è mai uguale a se stesso. Anche lui non ama le regole, non so come dirlo. Quindi qualche piccola variazione c'è. Se hai problemi che il prodotto ti dovesse risultare troppo liquido che non lo riesci a usare, tu ci chiami e noi ti diamo una mano. Ad Arturo piace molto questo metodo, anche a me piace molto. Questo invece ragazzo Michael, su una parete più grossa, lavorando su scala, quindi partendo dall'alto verso il basso, non c'è rischio che si vedano le giunte? Assolutamente no. 9 anni di pietra zen, di giunte non ne abbiamo viste mai. Boh, abbiamo esaurito pietra zen e quindi vi facciamo vedere bambù. Perché insieme questi due prodotti? Ma perché sono più che fratelli, insomma, c'è solo uno strumento di differenza. Qui abbiamo usato il prato erboso e di là usiamo questa spatola che abbiamo fatto noi. Anche qua però oggi voglio farvi vedere un'applicazione un po' più grossolana, che è quella che normalmente si fa, e poi vi faccio vedere una lavorazione invece molto sottile, perché mi piace quest'idea anche lì della pietra levigata bambù, un po' mescolata. Quindi tocca a Andrea, facci vedere il bambù un po' ciccione. Sì, base di partenza rimane sempre la stessa perché parliamo di istinto e si cambiano attrezzature. Prima della messa in opera però volevo dare un chiarimento importantissimo per quanto riguarda l'applicazione del primer. Allora, ricordate che i nostri primer non sono degli isolanti, quindi alla domanda che è stata fatta, ma se io do rasature e vado su direttamente col primer, normalissimo che assorbe, ma è un rischio. I primer, non essendo degli isolanti, temono vecchie pitture e fondi polverosi. Noi sul catalogo specifichiamo isolare la superficie dove necessario, a quel punto applicazione del primer e potremo lavorare tranquillamente. Quindi adottate questo sistema e vedrete che la problematica dell'essiccazione troppo rapida viene a mancare. Base di partenza, come è stata fatta fino adesso, è sempre la nostra rasatura con la spatola dentata. La tramatura verticale, orizzontale, diagonale diventa semplicemente una questione puramente estetica. Potete lavorarla come più vi piace. Oggi, per dare una continuità alle nostre pannellature, li lavoreremo tutti quanti in verticale, ma non ponetevi limiti. Anzi, adesso vi farò vedere anche qualche trucchettino su come usare in maniera corretta la nostra spatola plastificata. Anche qui andiamo a uniformare il nostro carico. Se creiamo una lavorazione verticale, tranquillamente partiamo dall'alto, rasiamo fino alla parte bassa. Se invece lavoriamo orizzontalmente, andremo a rasare orizzontalmente a fasce e poi creare la nostra tramatura.
eliminiamo la nostra dentatura senza portare via prodotto, perché lo scopo non è quello di portarlo via. Vedete? Non devo rimuovere materiale, ma andiamo semplicemente a cancellare le nostre rigature. Eccola qua. La nostra bellissima spatola nata per andare a creare l'effetto bambù. Anche di testa se abbiamo dei particolari, ma vi faccio notare che il disegno creato su questa spatola non è uguale in ambi i lati, proprio perché deve andare a confondere e non creare un disegno ripetitivo. Stiamo lavorando in alto. Andremo a creare il nostro disegno. L'errore. Poi girare la spatola e vedete che abbiamo due disegni diversi. Il segreto è quello di andare a utilizzare entrambi i lati della spatola, andando a confondere ogni sorta di differenza. Anche qui ogni tanto ci allontaniamo dalla parete, se ci piace la lavorazione che abbiamo creata proseguiamo, o siamo sempre a tempo per andare a creare delle modifiche o passare la spatola per ricancellare il disegno e andare nuovamente a ridisegnarlo. Anche qui adesso avremo questo aspetto molto grezzo, molto rustico, ma come faremo con le altre lavorazioni, anche qui poi andremo a creare una schiacciatura per andare a levigare la parte superficiale. Bellissimo. Allora, vediamo qualche domanda. Siamo qua. Quando hai fatto un corso di estasi di marmo, guarda, noi adesso, quando abbiamo finito questo evento, recuperiamo il video, ti mandiamo il certificato via mail. Dentro nel certificato ti mandiamo il link dove puoi rivedere esattamente il corso di estasi di marmo, quindi te lo riguardi per i fatti tuoi e sono sicuro che impari. Vincenzo, eccoti qua, ti aspettavo. Allora, formazione in presenza, vediamo, per il momento con quello che c'è in giro preferiamo evitare, ma naturalmente stiamo in contatto e vediamo cosa riusciamo a fare. Se si dovesse applicare su una parete di spatola stucchi, è sufficientemente dare primus o bisogna carteggiare? Se avevi la cera, devi togliere la cera, quindi devi mettere una carteggiatina, una mano di isolante e poi primus. Poi Arturo suggerisce da una risposta a quello che abbiamo detto prima, quindi grazie, vedete che qua scambiamo informazioni, no? Quando abbiamo un problema di eccessiva assorbenza diamo il fissativo prima del primus. Su pareti rasate a calce ci vado sopra solo con il primus e poi con istinto vale quanto abbiamo detto prima, cioè diamo un isolante così siamo sicuri della procedura corretta. Arturo Guglielmo dice addirittura 2 mani di fissativo, uno non basta. Beh, Arturo vuole stare tranquillo, te l'ha scritto subito dopo. Secondo me uno può anche bastare. Allora, l'aggiunzione si vedrà mai, mai, mai. Il certificato in allegato, sì, ve lo mando con la mail nei prossimi giorni. Dopo quanto si liscia il disegno, allora noi qui, che ore sono adesso? Le 19:14. Adesso noi lasciamo qua questi 5 pannelli che stanno diventando duri, come dice il Paolo, e nel frattempo facciamo qualche cosa d'altro. Ah no, abbiamo ancora un pannello, scusami. Vedi, oggi sono fuori scaletta. Allora, via, rifacciamo. A questo punto noi facciamo il bambù, ma schiacciato, quindi pietra levigata, bambù. Vai. C'è il microfono?
Vado? Ok, come dici tu, appunto, lo scopo è quello di riuscire a raggiungere una pietra levigata tramata con questa, diciamo, disegno di bambù. L'applicazione non cambia assolutamente nulla, quindi utilizziamo la spatola dentata, andiamo sempre a stendere, è inutile che vi ripeta quello che c'è sotto, sempre primus naturale. Applichi, dopo aver preso il primus naturale istinto, spatola dentata che ti aiuta a calibrare la quantità di materiale in parete, facendoti quindi avere degli affassimenti in modo regolare e non in modo irregolare. E soprattutto l'altra cosa che è, diciamo, un punto a vostro favore è che con questa spatola corri, quindi si fanno metri quadri, ti fa camminare, come si suol dire. Ok, facciamo l'ultimo pezzo. Ok, quindi fatto il mio solito pezzo, spatola dentata, vado a togliere le rigature formatesi con il passaggio della dentata. E qua il trucco è semplice da spiegare. Se tu inclini, come ha fatto Andrea, porti fuori la profondità. Quindi per gli amanti dei bambù belli corposi, che a noi ci piacciono perché consumate tanto materiale, si può anche, diciamo, caricare di più, inclinare e avere profondità maggiore. Mentre in questo caso noi dobbiamo creare quindi questa tramatura molto leggera. Quindi la prima cosa che va fatta, non questa inclinazione, ma piatta, in questo modo, in modo tale che si appare una leggera incassatura che non ti dà poi quella profondità. Quindi, modo semplicissimo, prendi molto piatto, sempre questi movimenti delicati in modo tale da poter avere una struttura del lavoro presentabile, cioè dritta. Quindi fondamentalmente quello che cambia è l'inclinazione della spatola di bambù. E poi altra cosa, come ha già detto Andrea, siccome i due lati sono disuguali, per proprio confondere, mettere ancora più bella questa lavorazione di bambù, lo andiamo ad incrociare. In questo modo è anche molto semplice poi spiegarvi le cosiddette giunte, anche perché questo è un lavoro che ti permette poi di confondere sempre di più la lavorazione. Quello che non dovete mai fare sicuramente è questo. Questo non va mai fatto perché sennò rimangono queste attaccature. Può venire fuori un disegno carino, ma in realtà il lavoro giusto è uno e l'ultima, tac, uno e l'ultima in questo modo. Problemi di giunte non ne avrete mai. Sicuramente se la parete inizia a essere molto alta, ragazzi, là ci vuole lavoro. Sicuramente vi fate dare qualche quattrino in più, perché sicuramente la manodopera in parete sarà un po' più difficoltosa, ma non che ti possano venire fuori problematiche. Guardate molto bene la differenza come questo bambù
molto profondo, quindi ti legge molto la tramatura, mentre qua sembra quasi che sia affogata all'interno del materiale. Anche qui, ovviamente, come tutti i pannelli distinti che abbiamo fatto adesso, la magia arriva quando il prodotto butta fuori l'acqua, caratteristica diventa completamente opaco e poi, come ha detto Giorgio, bello duro. Stavo dicendo che 2 ragazzi di lunga esperienza e ognuno vi dice la sua, quindi qualche piccolo trucco in più. Quindi ci tengo a farvi vedere 2 ragazzi in modo che, ragazzi, insomma, una volta ragazzi, in modo che riuscite a prendere ancora di più. Allora, intanto non mi ricordo di questo ragazzo che si chiama Iordace Doru, che dice 1000 grazie, vi amo. Questo mi sembra meraviglioso, ringrazio davvero, ma addirittura mi sembra eccessivo, ma comunque grazie. Il certificato in allegato l'ho detto. Il corso di pietra spaccata, Antonio, ti mandiamo la mail, troverai tutti i link. Poi, è meglio colorare istinto e poi sfumare con gioia o darlo bianco e poi colorarlo? Allora Luigi, se tu devi usare gioia, parti con istinto bianco. Se tu invece usi istinto colorato, lo finisci con cera. Dopo ti facciamo vedere. Allora, su Zen, Paolo dice, su Zen, su una parete grande, la parte alta la faccio dall'alto in basso, mentre la parte bassa è meglio se parto dal basso fino a congiungere il disegno. Beh, ti hanno fatto vedere una buona sovrapposizione è il modo migliore, quindi non ti puoi sbagliare. Credo che in 9 anni con queste 2 applicazioni non abbiamo mai avuto nessun problema. Bene, allora adesso, visto che stasera mi perdo un po' in giro, cosa dobbiamo vedere? Se non sbaglio, dobbiamo vedere che mettiamo gioia, giusto? Quindi questi pannelli non sono ancora asciutti, no? Sono passati adesso un bel 20 minuti, non sono ancora asciutti. Quindi cosa facciamo? Noi prendiamo 2 pannelli che avevamo già preparato precedentemente asciutti e vi facciamo vedere che ci applichiamo sopra gioia. Quindi seguendo questa procedura di istinto bianco, gioia, e poi dopo gioia possiamo dare un colore, 2 colori. Questo dipende dal catalogo, il catalogo ce lo dice. Per esempio, se volessimo fare questo bellissimo color oro, abbiamo questa sequenza che qui è scritta, no? Quindi istinto, oro ricco, gioia e glitter e poi vetro lucido. Se volessimo fare questo, facciamo istinto 2GD e poi mettiamo la cera, che è l'applicazione che vi facciamo vedere dopo. Qui abbiamo istinto, gioia, vetro lucido. Questa è una bellissima tinta unita in obliquo. Bene, quindi loro hanno tirato fuori 2 pannelli duri e adesso Andrea, questo è un pannello di bambù, dà la prima mano di gioia di preparazione per una successiva mano di finitura. Allora, ricordo che il gioia è già un prodotto di finitura, quindi può essere usato a pennello, può essere usato a guanto, a rullo incrociato, quindi è già un prodotto di finitura. Noi in questo caso però come lo usiamo? Come complemento sul nostro prodotto istinto. Non lo useremo più puro, ma verrà diluito con il 30% di acqua. Otterremo una maggior scorrevolezza e servirà semplicemente come base, anche se poi sarà già anche un prodotto finito, di preparazione per gli ulteriori passaggi che poi noi andremo a creare. Allora, una piccola differenza, anche se sui cataloghi è ben specificato. Il prodotto gioia, neutro così com'è,
è predisposto per poi andare a tirare via le assorbenze e quindi ci permetterà di andare a creare degli effetti a bicolore. Ma se io volessi cambiare completamente colorazione al nostro istinto bianco di partenza, allora prenderei il Gioia colorato e andrei a copertura. Quindi il nostro prodotto da bianco di natura com'era diventerà in un colore a vostra scelta. Con la spugna e andremo a creare, chiamiamola una patinatura. Vedete il Gioia già questo color avorio ed è elegante, già bellissimo così com'è. Per quello dicevo, volendo parliamo già di un prodotto finito con questo semplice passaggio. Anche qui non avremo mai problemi di sovrapposizione perché stiamo patinando, non stiamo creando spessori sul nostro supporto. Istinto e assorbente, di conseguenza tutto quello che noi andremo ad applicare verrà assorbito all'interno non lasciandoci spessore, quindi di conseguenza anche evitare qualsiasi forma di sovrapposizione. Vedete già con questo passaggio del Gioia come fa risaltare le nostre venature, la profondità che era stata creata alla base con la spatola dentata. Naturalmente una cosa fondamentale che noi diamo per scontato, prima dell'applicazione del Gioia l'istinto dovrà essere perfettamente essiccato. Allora diamo anche un po' delle tempistiche. Temperature abbastanza calde, posso dare il primer la mattina, il pomeriggio se stiamo lavorando su un'unica parete possiamo tranquillamente stendere il prodotto istinto e ve ne andate a casa. Il giorno dopo, quindi 24 ore dopo, troverete il prodotto asciutto per poter andare a creare questo tipo di lavorazione. Buono. Allora, adesso facciamo anche la prima mano su Zen, così facciamo vedere anche questa lavorazione, e in questo caso l'abbiamo fatto orizzontale, tanto per ricordarvi che si può fare anche questa lavorazione. Io qua ci sono due strade che si possono fare quando si va ad applicare questa prima mano di Gioia, che come dice Andrea servirà sia per portare fuori l'effetto, ma soprattutto per iniziare a fare in modo che il prodotto assorba meno, per poi poter giocare col colore e ottenere quella meraviglia di colori che trovate sul nostro catalogo di Segui il tuo istinto. Si può lavorare con la spugna, ma c'è anche un altro attrezzo di lavoro che vi può tornare utile, soprattutto quando dovete fare parecchi metri quadri, perché l'attrezzo che vi voglio mostrare è un attrezzo che conoscete bene. Io in questo caso uso il pennello della Giorgio Greisan, quello che utilizziamo per la Via Latta e per diversi prodotti della Greisan. E che cosa faccio? Prendo il Gioia sempre diluito al 30% d'acqua e in modo molto semplice io in questo caso cosa riesco a fare? A incassare il Gioia in modo semplice, farlo penetrare molto bene, soprattutto nelle parti porose. Con me sempre dietro una spugna e fate semplicemente questo lavoro. Evitate della fatica sicuramente che vi tornerà buona a fine giornata. Quindi metto il prodotto, lo faccio penetrare e poi con la spugna lo vado a togliere facendo in modo di togliere le eccedenze del materiale. Come dice Andrea, in questo caso ci facciamo tutta la parte alta e andiamo a scendere, mentre se fosse il contrario lo lavoriamo in questo modo. Il discorso che vi voglio fare qual è? Problemi di sovrapposizioni o giunte non ne avrete mai. Quindi prendo col pennello, lo faccio penetrare bene, un paio di passate, tac, e porti via. Prendo, e poi con la spugna gli do questo colpo per farlo entrare bene. Quindi in poco tempo riuscite a stendere il Gioia. Altra cosa che vi posso dire, anche perché vedendo questo pannello sembra già un prodotto finito, con una seconda mano di
gioia lasciate un prodotto finito, ovviamente tutto neutro, quindi istinto bianco, quindi no colore, gioia neutro, no colore, e il prodotto può avere già un suo aspetto finito. Se lo volessi avere più bianco, potrei utilizzare, anziché il gioia, il white paint, che di finitura risulta più bianca. Non è quello che vi dimostreremo noi oggi. Allora, il pennello ha un grande vantaggio: con Zen entra dentro in tutti i buchini meglio che la spugna. In più, se Zen è un po' ruvido, con la spugna ha fatto un po' di abrasione, ovviamente la spugna si deteriora, quindi non è su una superficie così ruvida, la spugna non è adattissima. È meglio il pennello. Se dovessi fare, per esempio, un gioia nero, sicuramente col pennello vado a incassare, evitando proprio di lasciare quei puntini bianchi, e quindi, come dici tu, molta copertura nelle parti più incassate. Allora, io ho una domanda. Il fatto adesso li avevamo schiacciati, certo. Cioè, questo, noi erano così, erano diventati duri e li abbiamo compattati come vi facciamo vedere adesso. Siamo pronti? Adesso ancora no, mamma mia. Allora oggi proprio fa fatica a diventare duro, quindi oggi è complicata questa cosa qua. Quindi, però sì, certo, li abbiamo lisciati e li abbiamo lasciati lì, erano lì pronti, e adesso gli abbiamo fatto vedere la prima mano. Esatto. Allora, a questo punto, quelli là ancora non sono pronti, noi cosa facciamo? Passiamo al gradino dopo, cioè da questo pannello che su cui abbiamo dato gioia, andiamo a dargli una seconda mano di gioia di un secondo colore, e questa volta lo facciamo su 2 pannelli grandi, così vi diamo proprio una dimostrazione del lavoro finito. Quindi questo qua, andiamo a riprendere questa pagina. Ok, che giustamente dice Gioia 2000 più Gioia 2GE, noi qui suggeriamo 2 mani. Adesso vi facciamo vedere una mano, poi vediamo. Ecco, vi faccio notare una cosa. Qui abbiamo fatto 2 diverse lavorazioni. Allora, questo l'abbiamo lasciato a spessore, e questo abbiamo fatto quello che appunto abbiamo detto, quella sorta di pietra levigata a bambù. Quindi qui lo vedremo colorato e vediamo se ci piace di più questo o se ci piace di più quest'altro. Quindi qui c'è già gioia, andiamo a dargli gioia colorato. Tocca ad Andrea. Allora, è vero che diamo l'alternativa di utilizzare pennello, spugna. Per quanto riguarda invece l'effetto bambù, dove abbiamo un effetto abbastanza piatto, usiamo tranquillamente una spugna, abbiamo un maggior controllo. Inizialmente partite con poco prodotto, poi appena avete capito il carico di materiale, riuscite anche a caricarne di più. E andiamo a riempire la nostra superficie. Cioè, vedete l'importanza del gioia che avevamo dato inizialmente, no? Come base iniziale. Vi permette di ottenere questi effetti a bicolore, anche se stiamo sostanzialmente utilizzando un'unica tinta. Avendo dato il gioia nelle parti più lisce tende a scivolare via, nelle parti invece dove abbiamo l'incavo assorbirà più materiale. Sempre tornando al discorso delle pareti grandi, pareti piccole, non ponetevi problemi di sovrapposizione, ma per il semplice motivo che non lavorando con dei materiali dove lasciano degli spessori, in questo caso il gioia, possiamo sempre andare a sfumarcelo. Potete sempre tenervi
una spugna asciutta se decidiamo di andare ad aumentare questo grado di trasparenza, oppure magari nei sormonti dove abbiamo caricato un po' più di prodotto, ecco che va a uniformare. E andiamo avanti. Per tutta quanta la nostra parete, tranquillamente. Non fermiamoci mai in maniera geometrica, ma vedete che io vado sempre anche un po' ad allargarmi. E andiamo a correzione. Come materiale ne va veramente poco, eh. Allora, intanto che Andrea lavora, risponde a qualche domanda. Allora Alberto dice: ho avuto problemi di alunni con una tinta scura, come posso evitare? Intanto bisogna essere sicuri che hai usato il prodotto diluito al 30% e poi dopo puoi sicuramente rimediare con un'altra mano. Infatti noi nel catalogo diciamo sempre di dare 2 mani, anche se adesso con questo colore fantastico che è il mio colore preferito sta venendo molto bene anche con una mano sola. Ecco, lì stiamo entrando nella zona che abbiamo chiamato appunto bambù levigato e difatti vediamo l'effetto che cambia. Questo a fine parete, poi ci guardiamo insieme. Allora, Daniel dice: lo zen si può colorare benissimo anche a rullo a pelo corto. Bene, prendiamo nota assolutamente. Ivan dice che con white paint viene ancora meglio, prendiamo nota. Lui lo ha fatto con ipervetro per paraschizzi top cucina, benissimo. Poi il secondo colore Vincenzo lo lava con una spugna bagnata. Assolutamente, si può anche fare, comunque in questo caso avendolo diluito è già abbastanza bagnato. Giuseppe vuole lo sgabellino, credo che non ce l'abbiamo dentro online, ci possiamo pensare. Il colore dopo il gioia senza diluire, no, anche quello l'abbiamo diluito, sì. Cosmin, finalmente l'hai detto, bellissimo questo colore, stavo aspettando perché siccome è un colore pazzesco e siccome solo io posso fare un colore così, sono contento che ti piace, a me piace tantissimo. Tra l'altro è il colore dello spritz, quindi perfetto. Notare come la spugna carica di colore parte dal bianco e va a riempire sulla parete già colorata. Vuol dire che colora bene, insomma. Allora, Alberto continua a dire che ha avuto alunni e chiazze. Allora, adesso in questo caso risponderti non posso perché bisognerebbe vedere. Sicuramente ti consiglio, se hai questa problematica, di chiamare il centro di consulenza digitale, fai vedere con una foto, con un video qual è il tuo problema e sicuramente possiamo provare ad aiutare. Diluire sempre al 30% è più facile, scorre meglio e riempie di più. Al massimo
puoi sempre dare un'altra mano, che tanto è un lavoro, come vedi, piuttosto veloce. Vediamo come è venuta la... Sì, certo, se abbiamo... Lì c'è uno spruzzino, se vediamo che è ancora denso, che fa fatica a entrare, possiamo sempre farci aiutare dallo spruzzino. Allora, questa è un altro effetto. Lo vedete come si comporta diversamente, è molto più liscio ed è anche più lucido perché è più, adesso non lo tocco perché non vorrei, però chi non ama questa ruvidità, perché ci può anche stare, che qualcuno dice no è troppo ruvido, fa questa lavorazione, può sperimentare questa lavorazione che invece ha questo effetto più liscio. Quindi ricordiamoci che qua per avere una bella copertura, soprattutto su una tinta così scura, una seconda mano è sicuramente gradita, anche se non necessaria. Ecco, voi adesso da qua lo vedete, qui c'è la riga in mezzo, l'abbiamo fatta prima, i due effetti si presentano diversi. Quello di destra sarà ovviamente un po' più liscio e quindi un po' più lucido, e quello di sinistra un po' più rugoso. Naturalmente siete voi che decidete, perché non amate le regole, quindi non sarò io a dirvi cosa è meglio e cosa è peggio, ma spero di avervi dato una indicazione per migliorare la vostra professionalità e la vostra creatività. Lapo, anche a lui gli piace il colore, grazie. Allora, Zen in Explosion si fa un disegno prima sulla parete e si inizia dal centro? Guarda, sinceramente non lo so, non so se qualcuno ci può aiutare. Arturo vuole la valigetta, vuota per l'attrezzatura. Va bene Arturo, prendo nota. Voi chiedete, colore ruggine. Allora, questo che vi abbiamo fatto è il colore spritz, non è il colore ruggine, ed è fatto con AA. Se vuoi il colore ruggine, però attenzione, oro, quelli è oro AA, perché se fai il gioia AA diventa un po' più secco, un po' più bianco. Se vuoi invece il colore ruggine, devi fare oro AM e viene praticamente ruggine. Allora, Edilio mi chiede il prezzo. Allora, sempre qui quando siamo su questi incontri abbiamo questo problema del prezzo. Facciamo una cosa, nella mail che mandiamo adesso, tra l'altro rispondo anche ad altri che mi hanno chiesto i link, con la mail che vi mandiamo settimanalmente, ora vi mandiamo tutti i link. Vi mandiamo anche il listino prezzi suggerito, un'indicazione di quello che noi suggeriamo essere il prezzo corretto per le diverse applicazioni. Allora, come siamo? Siamo pronti o facciamo un'altra botta? Allora, va bene, così completiamo anche il ragionamento. Lapo T ama gli ambienti opache, mi piacerebbero delle finiture colorate opache oltre a white paint. Lapo, ho una indicazione da darti, ti sarà sfuggito un corso settimana scorsa dove abbiamo presentato il vetro satinato e poi abbiamo anche il vetro opaco. Quindi quando noi abbiamo finito questa lavorazione che abbiamo colorato, che siamo soddisfatti, possiamo proteggere ancora di più o cambiare la faccia del prodotto attraverso applicazioni di vetro. Poi ne parliamo meglio, però possiamo fare vetro lucido che ci farà vedere questi giochi di colore che noi abbiamo creato, ce li mette in evidenza il vetro lucido. Possiamo invece fare il vetro opaco che
tende un po' a nascondere e ti dà la parete completamente opaca. Ma è da 2 settimane che vendiamo il vetro satinato, che è una via di mezzo che secondo me accontenta tutte le necessità. Bon, allora, adesso tocca a Paolo. Pietra Zen, anche qua abbiamo fatto la parete con gioia, qui l'abbiamo divisa in 3, quindi questo è lo Zen super liscio, questo è lo Zen diciamo normale e questo è lo Zen ruvido, quindi quei 3 pannelli che vi abbiamo fatto là, li abbiamo ripetuti qui, gli abbiamo dato una prima mano di gioia e adesso gli diamo una seconda mano di gioia. Colorato, che colore abbiamo stavolta? 3 GD, splendido colore della pietra. Allora, solita procedura che ha detto prima Andrea con l'oro, nel senso che va inserita dell'acqua. In questo caso sto lavorando con il gioia colorato con colore GD, quindi questo grigio bellissimo, fa parte dei colori della pietra, della famiglia dei colori della pietra, che sono gli ultimi colori nati della Graisen. 2 spugne, con una metto il prodotto, con l'altra vado a togliere. Ovviamente quando vado a togliere utilizzerò lo spruzzino in modo tale da pulire diciamo, questa parte liscia e far intravedere questo gioco di colore. Tengo con me una spugna bagnata, le umidisco con lo spruzzino e a questo punto con una inserisco il colore, con l'altra leggermente umida lo vado a pulire questa parte liscia mettendola proprio in netta evidenza e facendo vedere questo contrasto molto molto bello. Semplicissimo, molto veloce da fare. Ripeto, metto il prodotto, potrei anche dare a me mettere un po' d'acqua in parete con la spugna, tocco leggero proprio per pulire la parte liscia e continuo questo lavoro. Prendo riprendo. Faccio entrare il colore nella parte porosa. Spruzzino o spugna leggermente bagnata, via in rimozione del colore in eccesso nella parte liscia. Che qua stessa cosa. Grazie. Tac, e il lavoro è finito. Allora, io trovo bellissimo questa riga che appare e che scompare e che lascia questa zona liscia e che quindi dà un senso di leggerezza
alla parete. Quindi facilissimo, si vede molto bene il madreperla perché c'è questa parte liscia che ci permette di avere il riverbero. Quindi questa nuova applicazione Zen liscio, Zen levigato è promossa. A questo punto invece vi facciamo vedere lo Zen normale, cioè quello dove lasciamo i famosi ricciolini, li lasciamo lì e lasciano questi segni. Adesso vediamo Paolo che ci colora anche questa. Anche qui uso praticamente la stessa tecnica. Perché? Perché lo scopo poi ovviamente qual è? Quello poi di mettere in risalto questa parte creata in fase di compattatura. Ovviamente il gioia serve proprio per quello, per fare in modo che qua il prodotto non assorba più di tanto e quindi poi metterti a contrasto questo gioco di chiaro e scuro. Quindi stessa identica lavorazione. Gioia diluito al 30% d'acqua, stendo con la spugna, lo vado a fare incassare nelle parti ovviamente più porose. Ok. Ovviamente adesso che cosa vado a fare? Facendo questo lavoro, quindi bagnando la parete, pulisco la parte liscia mettendola maggiormente in evidenza. Stop. Poi è chiaro, se uno magari la vuole avere un po' più scura, questo passaggio lo farà farà meno pressione. Ma se uno vuole vedere bene il nodo, sicuramente questo è il modo giusto per poter realizzare il lavoro. Prendo poca acqua, giusto quel tanto che mi serve per pulire la parte in eccesso nella parte liscia. Quindi si ricontinua, riparto dall'alto. Vedete come il gioia diluito si scivola e si incassa bene. Colpo di spruzzino. E si continua. Questo colore è bellissimo, sembra proprio fatto apposta per questo effetto. Bagno e rimuovo. Ogni tanto la spugna in una parete o più spugne o secchio dell'acqua in modo da, diciamo, strizzarla delle eccedenze di gioia. C'è anche questa parte che si può utilizzare. Poi una volta che si satura anche questa, ovviamente cercate di avere una spugna pulita in modo da non caricare troppo. Prendo poca acqua, via. E via a togliere l'eccedenza. Ecco fatto. Yeah. Allora, vedere la differenza tra le due applicazioni, lo vediamo meglio perché il colore entra dentro nel buco, diventa più scuro in quella zona lì, quindi
il disegno diventa più evidente, i difetti diventano più evidenti. Ovviamente è la sua caratteristica di pietra zen. Quello che abbiamo fatto qua è che abbiamo invece tolto quella ruvidità, è molto più liscio, se vogliamo più elegante e più raffinato. Adesso invece andiamo a vedere la variante più ruvida, perché abbiamo visto c'è tanta gente che gli piace molto il disegno a rilievo, e quindi vi facciamo vedere, questo qui è il terzo effetto, e però questo qui non lo applichiamo a spugna, perché la spugna qui gratta molto, quindi diventa difficile entrare nei puntini, ma andiamo anche qua, come ho fatto vedere Paolo prima, con il pennello. Vediamo. Anziché la spugna, pennello è sempre lo stesso Gioia, diluito al 30% d'acqua, sempre stesso identico colore. Il GD, qui sicuramente avremo maggior assorbimento di colore, proprio dovuto dalla lavorazione. Anche qui posso poi aiutarmi con un po' di acqua per ottenere una slavatura maggiore, ma ovviamente come tipologia d'effetto è predisposta a ricevere più materiale. Sicuramente in questo caso il pennello è l'attrezzo ottimale per poter mettere su il Gioia in questo caso. Mi faccio la mia fascia, un po' di acqua. E vado a far penetrare il prodotto bene all'interno. Quindi continuiamo, pennello, metto all'interno, quindi anche qua è un'operazione rapida, veloce, senza fare molta fatica. Riusciamo a dare un'altra espressione allo zen, quindi oggi avete un bagaglio più ampio e soprattutto a tutte quelle persone che vi hanno richiesto un effetto più rustico, sicuramente questo è un effetto nuovo da poter proporre. Bagno e faccio penetrare bene il prodotto. Se vedete che ci sono delle mancanze, sicuramente la seconda mano è quella che metterà a posto il tutto, andrà a equilibrare l'effetto. Andrea, così che Paolo lo vedo un po' faticato, No, ma io sudo sempre. No, ma è l'età. Grazie. Così vediamo i due gemelli diversi che lavorano insieme. Un'opzione che i ragazzi che lavorano solitamente in due possono fare. Uno stende e l'altro dietro con la spugna a far incassare il Gioia dappertutto. Opla. Ok. Nonostante che abbiamo usato lo stesso colore, in base alla tramatura abbiamo ottenuto tre colori diversi. Esatto. Quindi è interessante vedere sempre
la pietra zen, ma applicata con 3 mani diverse, con 3 concetti diversi, con 3 creatività diverse, abbiamo degli effetti che ci possono arricchire. Quindi questo è sicuramente molto bello, molto uniforme, è riempito. Questo praticamente non l'abbiamo schiacciato, quindi vediamo tutte le nostre creste e è bellissimo da questo punto di vista. Questo qua invece ci fa vedere i cosiddetti nodi, è come se fosse un tessuto con dei nodi o una pietra con dei difetti. Questo qui invece sembra una pietra levigata, ma lavorata con quelle macchine che le incidono. Quindi 3 storie diverse. Bene, a questo punto io direi che è ora di tornare indietro, cioè come abbiamo fatto a fare questi 3 effetti? Questi qui li abbiamo finiti perché avevamo il tempo che stava tirando istinto. Adesso possiamo andare a vedere come possiamo arrivare a quegli effetti. Quindi, veniamo qua, vediamo se c'è qualche domanda. Vediamo. Complimenti. Applicando si dimagrisce certamente. Paolo suda sempre, mi costa un sacco in magliette. Si può fare una pietra zen con muro naturale? Si può fare, ma naturalmente bisogna vedere l'amica che c'è dentro se ti aiuta oppure no. Allora, Antonio, ho riscontrato un piccolo problema. Se togli il nastro dai bordi ad essiccazione avvenuta, non viene via perché diventa un tutt'uno. Quindi sei costretto a togliere il nastro prima che istinto indurisca. Giusto, ottimo Antonio, bel suggerimento. Flavio, il codice colore per lo spritz, te l'ho detto, guarda, te lo faccio vedere. Ce l'ho qua, se guardi in linea con l'arancio è perfetto, quindi è O1AA. Poi basta, questa sera abbiamo poi un paio di battute, ma andiamo oltre perché abbiamo premura. Allora, a questo punto, questo qui è quello ruvido. Diciamo che qua, esatto, adesso l'unica cosa che dobbiamo fare per mantenere questo aspetto ruvido è eliminare tutte queste eccedenze. Quando le puoi eliminare, questo è il primo gesto, è la prima cosa che ti fa capire che è pronto. Tocchi la mano, senti proprio lo sfarinio della parete, cioè tutte queste eccedenze saltano via, quindi pennello ti può tornare utile per rimuovere la maggior parte di queste eccedenze. Poi un altro attrezzo che ti può aiutare a togliere le eccedenze è questa spatolina. In modo molto leggero fate questo lavoro, loro cadono praticamente da sole. Quando questa ti fa fare questo lavoro, il prodotto è perfetto per, diciamo, poter fare questa gestione di lavoro. E a questo punto non devo fare nient'altro che lasciarlo ad asciugare, quindi non gli aggiungo acqua, non lo vado a schiacciare, ma lascerò proprio che da solo appassisca per mantenere proprio al tatto questo effetto, diciamo, a spessore molto bello, attuale sicuramente per tutti gli amanti di tipologie di effetti ruvidi. Come ho detto prima, un bagaglio in più che potete sfruttare nelle lavorazioni di istinto. Vado? Sì, come vedete vado talmente leggero, ma soprattutto non rovino il disegno che ho creato. Vado a togliere giusto quelle in eccesso, poi qualcuna magari la lascio che ci sta anche bene. Ok. Questi sono i trucchetti di Paolo per togliere i ricciolini.
quindi aspettate che è il momento e poi togliete un po' col pennello, un po' con la spatola. Questo non lo tocchiamo più, non lo schiacciamo e siamo arrivati all'ultimo pannello che abbiamo visto, quello che era più scuro perché era più ruvido, non l'abbiamo schiacciato. Questo qua invece adesso lo vediamo da Andrea, che ci fa vedere invece che vogliamo questi famosi riccioli, li vogliamo mettere dentro perché vogliamo vedere quel disegno riccioluto. Tocca a te, Paolo. Allora, noi qui invece facciamo l'opposto di quello che ha fatto Paolo, anche se sostanzialmente la base di partenza era la stessa, stesura del prodotto e disegno col nostro tappetino ombroso. Ecco, una cosa, perché avete visto quanto tempo è passato prima della schiacciatura. I dettagli che ha fatto vedere Paolo sono corretti, perché le temperature, gli spessori che noi andiamo a creare possono variare la tempistica di schiacciatura. Intanto in controluce vedrete che il prodotto si opacizza completamente, ma al tatto sentite che è ancora umido. Oppure naturalmente umido, ma non deve appiccicare. O passando la mano crea questa sfarinatura, che Paolo prima ha tirato via. Invece in questo caso saranno proprio tutti questi ricciolini che noi abbiamo sulla parete che schiacciati andranno a creare l'effetto caratteristico. L'acqua, vedete che noi lavorando con un prodotto a base di calcio, un prodotto naturale, quando siamo un po' in difficoltà consigliamo l'utilizzo. Naturalmente l'acqua deve essere un aiuto, non un abuso. Cosa vuol dire? Se io dovessi andare a schiacciare il prodotto solamente con la spatola, quindi a secco, avremo questi ricciolini un po' più disidratati rispetto alla parte sottostante, potrebbero avere un arrotolamento. In questo caso l'acqua serve semplicemente come veicolo, fa scivolare la nostra spatola. Non dobbiamo grattare, quindi evitiamo un'inclinazione troppo alta. Andremo a lavorare con questa lappatura, con un'inclinazione a 45 gradi ed ecco che questi riccioli andranno a creare l'effetto caratteristico. Non serve forza fisica perché può sembrare asciutto il prodotto, ma è appassito semplicemente all'esterno. In profondità è ancora asciutto, in profondità è ancora bagnato e quindi si permette di ottenere questa schiacciatura. Quando sentite che la spatola non scivola più è perché l'acqua è stata assorbita dalla calce e possiamo sempre andare ad aumentarla. Prodotto è morbido. Bene. Allora, benissimo, allora adesso qui abbiamo visto il nodo che si manifesta, l'abbiamo schiacciato e noi abbiamo questo effetto che era il penultimo. Adesso andiamo a vedere l'effetto nuovo, quello molto sottile, che abbiamo appunto chiamato Zen liscio. Quindi qui abbiamo il nostro lavoro che abbiamo fatto prima, vedete che ci sono questi spazi vuoti che ci piacciono. Adesso Paolo tira via un po' di questi riccioli e poi dopo lo compatta. In modo molto semplice, tenendo la spatola proprio dalla punta del manico, si riescono ad eliminare queste eccedenze di materiale. Una volta fatto questo, a parte che ce ne saranno veramente poche, proprio perché vi ricordo che per ottenere questa finitura basta fare meno pressione col tappetino erboso e quindi di conseguenza anche i riccioli che si formano saranno veramente piccoli, ma comunque una volta fatti cadere per la maggior parte andiamo a dare una leggera bagnata per portare liscia la parete e quindi, come diceva Giorgio, fare questa pietra levigata zen, quindi un mix delle due finiture che ovviamente risulteranno lucidi proprio perché è calce, quindi voi andate a scaldare la calce. Fatto questo, spruzzino, sparito lo spruzzino, sempre il bello della diretta, eccolo qua lo spruzzino, ecco qua la spatola.
Cosa che non ha detto Andrea, mai in questo modo, sempre distanti, in modo che la goccia fa questo gesto e evitate che vi possano venire delle colature. Quindi faccio in modo che l'acqua si appoggi sulla parete e vado a schiacciare. Schiacciando abbasso la tramatura di Zen, porto fuori questa leggera, diciamo, trama e soprattutto un modo anche qui oggi diverso da presentare Zen. Ecco, anche qua, sempre voi dovete decidere quanto lo volete schiacciare, quanto lo volete pietra levigata e quanto lo volete invece Zen. Ah, questa cosa io mi collego a te proprio perché Vai. mi collego a te proprio perché quando il prodotto inizia a buttare fuori ancora tutta l'acqua, anche perché noi qua stiamo leggermente bagnando, quindi il cronometro tende ad andare ancora un po' più indietro, quindi risulta bagnato, per poi poterlo schiacciare, per poi poterlo anche lucidare, aspettiamo sempre che il prodotto diventi completamente opaco. Se voi lo guardate adesso è ancora lucido proprio perché abbiamo passato l'acqua, a quel punto è calce. Con più scaldi, più schiacci e più porti lucido, e quindi puoi decidere proprio questa cosa. Bene, magari dopo lo facciamo. Adesso torniamo a Bambù. Ricordiamoci, avevamo un bambù molto a rilievo, adesso l'Andrea vi fa vedere come lisciarlo per prepararlo poi all'applicazione di gioia. È cambiato semplicemente l'attrezzo, ma come tempistiche di schiacciatura sono sempre le stesse. Quindi prodotto in controluce che si opacizza, pochissima acqua che serve solo come veicolo, spatola quasi piatta, ed ecco che andiamo a levigare le nostre creste. Operazione semplice e veloce. Adesso veniamo qui da Paolo che ha invece fatto quella lavorazione più liscia e adesso anche qua andiamo a compattare. Il touch ti fa capire che è pronto, distante con lo spruzzino, bagni. Parte il poi a schiacciare, quindi io qua faccio pressione perché lo scopo è portarla liscia, quindi questa parte in leggero rilievo ti creerà la tramatura bambù, mentre ti rimarrà questo incasso che sarà molto meno profondo. Anche qui ragazzi, una volta che ho fatto questo passaggio di schiacciatura, dopo una mezz'ora, 40 minuti che il prodotto ha buttato fuori del tutto l'acqua, è calce. Si può schiacciare ulteriormente, ma soprattutto ottenendo una lucidatura bellissima che vedrete poi fra poco su un pannello colorato. Quindi anche qua tutto molto semplice. Stop. Allora, il tempo vola. Vieni da me Fabio un attimo, facciamo un ripasso. Vi abbiamo fatto vedere a stendere istinto in diversi modi, Zen e Bambù, più a rilievo o meno rilievo. Vi abbiamo fatto vedere le finiture con gioia, qui abbiamo dato una mano di gioia e poi dopo gioia colorato. Per fare un bel lavoro gli diamo magari domani mattina un'altra mano e diventa ancora più bella la profondità della lavorazione che abbiamo fatto.
A questo punto qui abbiamo dato gioia, quindi possiamo finire questi prodotti entrambi con vetro lucido, ci farà vedere molto bene il disegno, vetro opaco, ci nasconde il disegno ma ci dà la sensazione dell'opaco che spesso è voluta, e vi ricordo questo vetro satinato appena uscito che ha questo effetto intermedio molto bello. Bene, adesso faccio un altro passo indietro, perché noi qui abbiamo dato gioia, ma potremmo anche, c'è sul catalogo, l'effetto di sia Zen che bambù con la cera. Quindi abbiamo preparato, guarda caso, 2 pannelli già asciutti, su cui adesso vi facciamo vedere come dare la cera d'api, questa nuova cera che è più semplice, più facile, non fa aloni. Adesso Andrea ve lo spiega su Zen, che era un po' complicato perché la cera su Zen era un po' difficilina. Allora, giustamente cera d'api. Cosa vuol dire? Che non contiene saponi. La cosa importante è che è andata proprio per quelle superfici dove abbiamo bisogno anche da andare a riempitura, lo zen, il bambù oppure gli interstizi del pietra spaccata. Cera del becchio, ottima cera, ma in quegli ambienti dove ne veniva data troppa poteva creare delle sbiancature. Per quanto riguarda invece la cera d'api, basta semplicemente miscelarla, la agitiamo e con una spugna ci sei. Non in maniera eccessiva, andiamo a stesura. Vedete, completamente trasparente e possiamo tranquillamente andare a riempitura. Ecco, questo è un'ottima soluzione per chi è che desidera quegli effetti più naturali possibile. Allora, prima noi abbiamo lavorato con Zen o comunque con istinto bianco e poi siamo andati a creare sovrapposizioni di colore con l'utilizzo del gioia. In questo caso coloreremo direttamente l'istinto in pasta e andremo a finirlo, a proteggerlo con la nostra cera d'api. Una cosa che non vi abbiamo fatto notare, poi magari lo vedremo sull'effetto bambù che andrà a fare Paolo, è che questi pannelli erano già lucidati. Cosa vuol dire? Noi nelle fasi precedenti abbiamo dato semplicemente una compattatura, ma se dopo quel passaggio di compattatura aspetteremo ancora un 3/4 d'ora, un'oretta di tempo e solo con la spatola asciutta andremo a lucidare, ecco che prenderà una lucidatura marmorea. Cera d'api vi dà tutto il tempo di lavorazione, lo stendiamo su tutta quanta la parete, dopodiché con un panno, io lo faccio subito per una questione di tempi, andiamo a lucidare rimuovendo tutte quante le eccedenze. Operazione semplicissima e anche veloce. Naturalmente la cera d'api può essere lucidata anche dopo un'ora, un'ora e mezza di tempo, quindi tutti i tempi a vostra disposizione. Questo è il famoso Zen con i riccioli schiacciati, vedete? Quindi la versione intermedia. Adesso vi faccio vedere il bambù. Questo bambù invece è la versione schiacciata. Quindi qui il rilievo è pochissimo. Non so se si vede già che praticamente... vieni qua a vedere quanto è lucido. È già lucidissimo adesso. Quindi quando andiamo alla cera adesso verrà uno spettacolo. Allora, per quanto riguarda l'applicazione della cera, ha praticamente detto già tutto quanto Andrea. Quello che mi voglio collegare sicuramente è che la proposta di questo istinto la potete fare soprattutto a tutte quelle persone che sono amanti dei prodotti naturali, quindi avete questo ciclo che continua a mantenere la naturalità, avete una gamma colori molto molto alta e soprattutto un effetto molto molto elegante. Quindi
La cera d'api oltretutto ha un odore meraviglioso, peccato che non siete qua a poterlo sentire, quindi lascerà questo odore che persisterà appunto nell'ambiente, dando proprio questa piacevole diciamo odore all'interno della casa. Fatto questo, stendo, faccio tutta la mia parete di 10-12 metri quadri, tempo di una sigaretta per chi fuma, straccio pulito e come Andrea, anche adesso per questione di magari tempo vado già a farvi vedere questo gesto. In realtà sicuramente in parete si aspetta il tempo, anche qui quando la vado a scaldare ovviamente aumenterà notevolmente la sua lucidatura, dando proprio, vi dico come spatola a succhi perché è unico nel suo effetto, ma comunque ci si può intravedere. Ci si può È chiaro. Quindi è un bambù dentro cui ci si specchia. Quindi una finitura nuova, se vogliamo, un nuovo orizzonte. Ogni giorno ne impariamo una, quindi anche oggi abbiamo dato il nostro contributo. Ok? Bene, allora a questo punto il nostro lavoro oggi è finito, giusto? Abbiamo esaurito la lunga giornata, abbiamo raccontato tutto. Sai cosa mi piacerebbe? Dagli ancora una schiacciata. Cioè, perché vi ricordate, noi possiamo portarlo sempre a diventare più liscio, perché mano a mano che lui asciuga, gli andiamo a dare un colpo. A questo punto possiamo dargli anche un colpo bello forte, perché oramai non si muove più e lui prenderà la sua lucentezza. Qui Paolo schiaccia, perché a questo punto si può fare. Fallo anche sugli altri, vediamo. L'ultimo sforzo, Paolo, ce la puoi fare, vai. No, quello lì a questo punto... Lo scopo è lucidare la parte liscia, ovviamente. Esatto. Bene, allora, ultime domande, poi chiudiamo. La cera è traspirante? Assolutamente sì. Quindi noi abbiamo due risultati ottenibili con istinto, prodotto totalmente naturale e traspirante, gli mettiamo sopra la cera e lui continua la sua naturalità. Lo vogliamo invece performante, gli mettiamo sopra gioia, gli mettiamo sopra vetro, se abbiamo bisogno gli mettiamo anche ipervetro. Pietra zen bianca, puoi farlo con white paint. Adesso abbiamo in commercio anche un additivo bianco che puoi aggiungere per far diventare ancora più bianco white paint. Antonio, anche lui mi manda un cuoricino, grazie. Francesco Marsili dice che è proprio lucido. Mi dicono che è molto bello questo lavoro fatto con la cera d'api. Su materiali in pasta si può applicare vetro lucido, opaco, satinato che sia. Allora abbiamo fatto un corso apposta per spiegarlo, lo trovi nel link che ti mandiamo. Questo, soprattutto lo zen, è colorato in pasta, mettegli vetro, va bene, però siccome non entra, non riesce a entrare in tutti i buchini, se poi dopo hai bisogno, di metterlo in un box doccia, lì avrai degli assorbimenti. Se invece lo metti in una parete normale con sopra vetro lucido, puoi farlo benissimo, tranquillamente. Quindi, se il bambù lo volessi fare opaco con istinto colorato, lo lasci così, non ci metti sopra nulla, oppure ritorna al discorso di vetro opaco con le premesse che ti ho detto prima, cioè se lo vuoi completamente chiuso è un po' complicato perché il bambù è molto, anche lui assorbe molto, c'è molti rilievi e il vetro fa un po' fatica a chiudere tutto. Boccancia Aline mi dà un'idea bellissima, con aurora boreale è fantastico, certo,
qua su Zen dai Aurora Boreale è fantastico. Daniele ci fa gli auguri. Francesco ha la moglie che si è innamorata dell'effetto spritz, mi fa molto piacere. La cera d'api si può usare su spatola stucchi? No, è nata per spatola stucchi, quindi assolutamente. E poi Mazza Mirella ci fa i complimenti per quello che facciamo. Sono le 8:26, scusate se abbiamo tirato un po' lungo, ma l'argomento era un po' interessante. Sono ben felice di averlo sviluppato in tutti i dettagli. Vi aspetto tutti venerdì prossimo, sarà una serata eccezionale. Vi ricordo che vi manderemo questi regali a casa presentandovi Marmorino 2020, che vi faccio vedere una piccola che mi avete aspettato finora, una sfogliata al magnifico campionario. Ci vediamo venerdì, tanti saluti a tutti, vediamovi un attimo per un saluto e vi aspetto appunto venerdì prossimo, doppio spritz. Ciao Kevin, ciao Misha. Ciao ragazzi. Ciao Davide, grazie. Ciao Massimo. Ciao Lilian. Ciao Lilian. Nos vemos. Attilio c'è sempre.